Allora, salve a tutti. Non so quanti di voi conoscano già il fenomeno delle scie chimiche. Per chi non lo conoscesse, si andasse ad informare. Chi invece lo conosce, di solito si divide in due categorie. Chi crede che sia un problema veramente grave e chi invece pensa sia una bufala di internet. Chi pensa che sia una bufala di internet pensa che questi aerei eh, siano semplici aerei di linea che rilasciano una scia di condensa dai motori. È come un pochino come il gas che fuoriesce, il combustibile che fuoriesce dal tubo di scappamento delle automobili. Effettivamente gli aerei di linea possono rilasciare delle scie di condense dai motori, ma basta analizzare, queste foto sono state fatte oggi, maggio 2011, vedete? Questo è un aereo che rilascia una scia. Basta analizzare questa scia zoomando per notare qualcosa che dovrebbe far capire che non si tratta di scia di condensa. Infatti questo aereo era un aereo bimotore, quindi doveva rilasciare due scie, effettivamente rilascia due scie, ma una è persistente e l'altra no. Si presuppone che l'aereo, i due motori dell'aereo stessero alla stessa altitudine, che le due scie fossero esattamente sullo stesso piano e quindi che ci fosse la stessa umidità e la stessa temperatura, quindi le due scie dovrebbero essere uguali. Invece, come vedete, una si dissolve e l'altra no. Questo sta a significare che l'aereo in questione non era un aereo di linea, ma era un aereo militare che ha rilasciato nell'aria volontariamente due sostanze chimiche diverse l'una dall'altra, una appunto più persistente, l'altra meno. Adesso vi faccio vedere altre foto sempre dello stesso aereo, vedete? Questa è una foto fatta solo alla scia, l'aereo era davanti, all'inizio non si capisce bene, comunque sono due scie e come potete vedere una si dissolve molto più rapidamente dell'altra. Se fossero scie di condensa questa cosa sarebbe impossibile, tant'è che vedete alla fine sembra quasi che rimanga una sola scia, l'altra è praticamente invisibile. Vedete? Qui è molto chiaro, due scie, una si dissolve, l'altra no. Quindi non bisogna essere dei geni per capire che il problema delle scie chimiche è un problema reale. Basta semplicemente osservare il cielo. Non bisogna essere dei fisici per capire una banalità del genere. Anzi, se mi permettete, bisogna essere proprio degli idioti per non capire cosa ci sta succedendo sopra le teste. Perché questi metalli pesanti e queste altre sostanze che rilasciano questi aerei ricadono lentamente al suolo e noi li respiriamo, finiscono sui nostri ortaggi, ad esempio sulla nostra frutta, e noi li mangiamo, finisce nell'acqua e noi la beviamo, ci stanno avvelenando. Questa è una semplice prova, ma la prova, se adesso vi affacciate fuori dalla vostra finestra, magari la vedete anche sopra casa vostra. Queste sono sempre foto fatte a quell'aereo. Ecco qua. Grazie per l'attenzione, svegliamoci per cortesia.